pausa snack qui in autogrill, siamo in direzione Firenze, siamo tra Bologna e Firenze, facciamo un'unica pausa, dopo abbiamo altri 130 km per arrivare. Il tempo tiene, dai. Questo è l'ingresso, qui c'è il bagno e questa è la camera. E dopo una discreta mangiata e dell'ottimo Chianti è arrivato il momento di riposare per prepararci al meglio per domani. Finalmente a letto, adesso andiamo a dormire così ci ricarichiamo bene per domani. Buonanotte. Buongiorno. Come avete capito ragazzi, siamo in Toscana e oggi si fa l'eroica. Vi do il buongiorno in questa magnifica location. Adesso andiamo a fare colazione, poi si parte. Sturo, ma sei tu? Ah no, questa è l'Adventure Sport. No, guardate che vista. Iniziamo oggi la giornata con questa Lotus davanti. Gli interfoni come al solito non vanno, cioè sento solo la sirena dietro, mentre gli altri due no. Boh, vabbè. Un HF integrale. Adesso andiamo a fare benzina e poi si inizia. Guardate che giornata. La nostra eroica parte da Quercia Grossa, quindi in zona del Chianti, e abbiamo iniziato subito un piccolo sterrato per poi arrivare a Gaiola in Chianti. Tempo di qualche foto per poi arrivare a Broglio, dove c'è la vera partenza dell'eroica, e giusto 100 metri dopo la partenza si può vedere il suo castello. Piano. Ma che cos'è l'eroica? L'eroica è una manifestazione cicloturistica nata nel 1997 con biciclette e abbigliamento d'epoca, capace di attrarre migliaia di ciclisti e appassionati in tutto il mondo. Oggi però l'eroica è diventato un percorso permanente, ben segnato e percorribile tutto l'anno, non solo in bicicletta ma anche in moto. Quindi possiamo dire che è un circuito d'anello su strade bianche sterrate e asfaltate di 209 km totali e con oltre 3700 metri di dislivello totale. Si suddividono in 5 zone: zona del Chianti, zona Siena, la zona Montalcino, la zona della Valdorcia, per finire la zona 5 delle Crete Senesi. Ora possiamo proseguire con il video. Tra asfalto sterrato e paesaggi bellissimi, la mattina l'abbiamo passata così. Siamo arrivati a Montalcino, metà strada eroica. Adesso troviamo un posto e andiamo a mangiare e a riposarci un attimo. Ma prima si controlla la moto.
pedale della moto a metà percorso, anche quella di Manuel. Guardate che bel cerchio. Ci siamo diretti a piedi verso il centro e una volta arrivati ci siamo gustati un bel panino. Buon appetito ragazzi, non sapete neanche che profumo che c'è. Esattamente da qui, il giorno seguente, partirà l'eroica Montalcino. Ecco spiegato il perché di tutti questi decori. Questa piccola cittadina, oltre a essere famosa per il Brunello del Montalcino, meriterebbe una visita più approfondita, ma purtroppo noi non avevamo tutto quel tempo a disposizione e dopo poche ore eravamo già in partenza. Siamo appena partiti da Montalcino, adesso siamo nella strada del Brunello e continuiamo per l'Eroica. Adesso abbiamo ancora 107 km per finire il tutto e penso di andare a fare una sosta a Asciano dopo. Comunque è tempo top, anzi c'è leggermente caldo. Siamo ad Asciano, ultima tappa prima del ritorno, almeno ci riposiamo un po' per le vie di questo paesino e sembra molto carino. Molto carino anche Asciano, anche se personalmente Montalcino ha qualcosa in più. Tempo di uno spritz e poi ci siamo subito diretti alle moto per tornare a casa. Ore 20 e siamo ufficialmente arrivati alle ultime 2 curve e poi l'eroica è conclusa. Una bellissima giornata, dopo vi faccio vedere com'è la situazione in moto. Eccoci qua dove Mane sbaglia, ma noi entriamo. Mane è cotto. Manuel, siamo arrivati. Situazione moto. E dopo una giornata del genere concludiamo con una bella fiorentina. Mamma che mangiata stasera ragazzi. Adesso carico tutto sul mio hard disk con Raw Power e se volete sapere cos'è ho fatto un video dedicato, lo metterò qui in alto a destra e dopo andiamo a letto che siamo cotti. A domani, buonanotte. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova giornata. È domenica, adesso andiamo a lavare un po' la moto. Qui abbiamo trovato un car wash qui a 6 km giusto per tirare via un po' di polvere. Bellissima giornata anche oggi.
e poi ci dirigiamo verso San Gimignano e poi dopo tornare a casa nel pomeriggio, così mi avrà tempo di sistemare tutto l'abbigliamento e la moto, perché è una roba allucinante, cioè abbiamo polvere ovunque. Abbiamo la moto rossa! Moto lavata e adesso direzione San Gimignano. Come vedete la moto è pulitissima, è praticamente piena di smalta, però vabbè, si pulisce a casa per bene. Adesso abbiamo 40 km. San Gimignano. E dopo una visita a San Gimignano, col suo bellissimo centro storico patrimonio UNESCO, e dopo aver fatto uno spuntino, abbiamo deciso di tornare verso casa tramite autostrada. Negli ultimi 100 km abbiamo appena fatto una pausa benzina e qui si conclude il nostro weekend. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale, e noi come solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!